Buonasera da Leandro Maggi, Rovini in diretta. Come ogni anno, Rosolina si rinnova all'antica sagra di San Rocco. Dal 13 al 16 agosto, spettacoli, mostre e stand gastronomico con i volontari della sagra. Aperto la fiera sabato 13 agosto, la Filarmonica Vincenzo Bellini di Rosolina, che come sempre ha sbalordito per la competenza e la preparazione di ogni brano proposto. Domenica si sono esibiti i DJ di Stereo Città Music Party, lunedì Rossella Ferrari e Casanova e per chiudere martedì 16 agosto, giorno di fiera, oltre il DJ di Radio Bella e Monella, l'estrazione della tombola di 4.000 euro e l'estrazione della lotteria con la prestigiosa Volkswagen T-Rock. Non mancherà naturalmente per chiudere questa antica fiera un grandioso spettacolo pirotecnico. Chicca finale, l'esposizione nell'Auditorium Sant'Antonio dell'artista Mauro Mattiolo, reduce da un'importante esposizione a Parigi. Tra le attrazioni di questa fiera, la fiera di San Rocco Rosolina, abbiamo questa esposizione bellissima di Maura Mattiolo. Buonasera. Buonasera. Ci diceva che lei ha esposto pochissimo tempo fa. Questa collezione qua è stata esposta qui a Rosolina e viene da un'esposizione che ho appena terminato a Parigi. E l'assessore di Rosolina mi ha chiamato chiedendomi se volevo esporre, se mi faceva piacere, e a me fa piacere perché a Rosolina ci vengo da 20 anni. E ho casa qua e di conseguenza è la mia vacanza. Ecco, lei è padovana, abita a Rovigo ed è innamorata di Rosolina Mare. Sì. Questo ci fa piacere. Grazie.